Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche oggi nel nostro viaggio tra i 12 segni dell'oroscopo e tutte le ultime novità del giorno, accompagnati dalle stelle di Radio.0 naturalmente. Andiamo quindi subito a scoprire di più e iniziamo dall'Ariete. Vi costa fatica ammettere che avete preso un granchio oggi. Lavoretti fai da te più difficili del previsto vi portano via tutto il tempo a disposizione. Con la luna in quadratura in più potreste comportarvi in maniera ostinata, ma alla fine pensateci, vi conviene davvero? Toro, grandi soddisfazioni professionali in arrivo, con la luna nel concreto e pratico Capricorno. Non vi farete spaventare da niente e da nessuno. Aggiungete sempre un tocco personale in tutto ciò che fate, basta poco infine per stupirvi e per stupire. Gemelli, piccole paure da superare oggi, senza spazientire le persone che vi sono vicine però. Potete prendervi del tempo libero e degli spazi per voi senza difficoltà. Preferibile stare in solitudine piuttosto che lamentarvi in continuazione in questo giovedì, soprattutto se gli altri non vi ascoltano. Cancro, la luna opposta limita il vostro senso pratico proprio laddove ne servirebbe di più. Cercate di non fare troppe cose in una volta oggi, non sarebbe un'ottima idea. Con il partner poi le discussioni potrebbero aumentare. In cose non importanti concedete carta bianca. Leone, facendo un po' d'ordine potreste ritrovare cose che credevate perse per sempre. Anche le vostre idee, magari nebulose, si rischiareranno oggi. Non considerate troppo sul serio una critica nei confronti del vostro operato, magari ricontrollate tutto, è meglio. Vergine, momenti da incorniciare con la vostra metà con cui vi sentite ora in perfetta sintonia. Organizzate il lavoro per avere più ore da trascorrere insieme. La ricerca dell'armonia vi porterà in più a crescere in ogni campo. Il sole e la luna danzano per voi. Bilancia, in questo periodo, grazie a Marte, cooperare nel lavoro e in famiglia sarà davvero naturale. Perché litigare in fondo? Meglio andare d'amore e d'accordo. Il passaggio della luna in acquario e il suo trigono con Marte renderanno in più frizzante la vostra serata. Scorpione, comunicate ed esprimete sensazioni ed emozioni anche se vi costa molta fatica. Chiudervi a riccio non servirebbe praticamente a nulla. L'amicizia lunare vi porterà a nuove interessanti conoscenze, ma sta a voi fare il primo passo. Sagittario, prima di darvi a spese folli fate un bilancio preventivo. Se è vero che potete permettervi qualche extra, è vero anche che potreste fare a meno di acquisti superflui. Scelte lungimiranti vi eviteranno ripensamenti o peggio, di dover fare un poco elegante dietro front. Capricorno, sarete abilissimi nel trattare, considerata la congiunzione lunare con Plutone in questo giovedì. Certamente non vi farete mai cogliere impreparati o alla sprovvista. Mitigate in più alcune decisioni invece in favore degli altri, con magnanimità. Sole e luna vi regalano equilibrio. Acquario, serata romantica? Siete pieni di aspettative e di energia con l'arrivo della luna in casa vostra alleata con Marte. I desideri nascosti, si sa, sono molti per voi, quindi puntate in alto, senza farvi impensierire da chi cerca soltanto di mettervi bastoni tra le ruote. E chiudiamo infine con i pesci. Complicazioni in vista? Seguite più l'intuito che la ragione. Per merito del sestile lunare con Nettuno non sbaglierete nemmeno di una virgola. Non sempre si può sapere tutto a prescindere, bisogna provare a disimpegnarsi abilmente, almeno ogni tanto. Ed è tutto quindi anche per questo appuntamento dalle stelle di settembre. Noi ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità del giorno. Intanto auguriamo a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0